Ho il piacere di darvi il benvenuto nella nostra bellissima Piazza Giorgione di Castelfranco Veneto per questo ancora più bello evento. Pensate, lo stesso Presidente nazionale Favero sul Gazzettino di ieri ci ha ricordato che questo di Castelfranco è il vero segno di ripartenza dopo la pandemia, perché è il primo raduno al quale si dà seguito dopo questo lunghissimo periodo di purgatorio. Io credo che possiamo in questo momento, all'inizio dell'evento, solo festeggiarci e facendoci personalmente un bel applauso. Avanti! È una kermesse di 2 giorni quella che inizia oggi ed è fatta per celebrare diversi compleanni prestigiosi. Per esempio, 149 anni fa, nella giornata di ieri, il 15 ottobre del 1582, il ministro della guerra, il generale Ricotti Magnani, ha firmato il decreto che costituiva il Corpo degli Alpini. Giusto ieri, 149 anni fa. Ma venendo a tempi più recenti, festeggiamo oggi e domani i 100 anni di fondazione della sezione Alpini di Treviso, la nostra grande madre che raduna tutti i nostri gruppi, e da ultimo, ma non per ultimo, giocano in casa i 90 anni di fondazione del gruppo Alpini di Castelfranco Veneto, che lo ricordo, assieme ai gruppi alpini di Resana e di Riese Pio X, organizza questa grande kermesse di 2 giorni che prende vita proprio in questo momento della nostra città. Avremo modo di ascoltare nel corso di questo incontro, oltre alle voci dei cori che allieteranno la nostra permanenza, anche l'illustrazione dell'intero programma. Ma non voglio perdere tempo ora, preferisco che diamo corso a questo evento di oggi così lungamente atteso e purtroppo, ahimè, così a lungo rinviato, e invito dunque a salire sul palcoscenico con me per portare i saluti di benvenuto il presidente della sezione Alpini di Treviso Marco Piovesan, il capogruppo Alpini di Castelfranco Veneto Sergio Bruniera e il sindaco della città di Castelfranco Veneto Stefano Marcon, che ci piacerà accogliere con un bel applauso. Grazie. La parola dunque a Marco Piovesan, presidente della sezione. Prego Marco. Buon pomeriggio a tutti, benvenuti a Castelfranco. Come ha detto benissimo prima, siamo alla ripartenza col nostro raduno sezionale tanto aspettato, per 5 volte rinviato, quindi un grande lavoro dai gruppi di Resana, Riese Pio X e Castelfranco, a cui ringrazio tutti i 3 capogruppo che sono qui presenti, per il gran lavoro e temperanza per portare avanti anche con tante difficoltà. Cosa vuol dire? Buona serata, veramente che sia il ripartire con la nostra vita usuale che avevamo tanto abituati e per tanto tempo siamo stati negati in questi anni. Quindi mi raccomando, passate una bellissima serata e domani vi aspettiamo tutti quanti a festeggiare il 90° anno del gruppo Alpini di Castelfranco. Buonasera a tutti. Grazie. No. Resta qua con noi, Presidente. Facciamo un'entrata e un'uscita unica. Per i 100 anni di Treviso, nell'inaugurare la nostra bella festa, ha parlato il Presidente sezionale. La parola ora, dopo che avremo sanificato il microfono, al capogruppo di Castelfranco, Sergio Bruniera, colui che si pone al nostro cospetto come primo referente nell'organizzazione di questi 2 giorni castellana. Prego. Grazie. Anch'io mi associo alle parole del Presidente nel ringraziarvi di essere qui presenti questa sera e nel ricordare quello che abbiamo passato per arrivare a questa serata. La cosa che mi preme, oltre che ringraziare i capogruppi di Resana e di Riese, perché senza di loro non sarei riuscito a combinare e a organizzare questo grande evento, ma soprattutto voglio ringraziare quelli del mio gruppo che hanno lavorato. Non faccio i nomi perché dovrei farne tanti e potrei dimenticare qualcuno, ma veramente c'è qualcuno del mio gruppo che sono ormai 2 anni, perché questa kermesse l'evento doveva svolgersi ad aprile del 2020, quindi immaginate avevamo cominciato nel 2019 ad organizzarla. E quindi vorrei un altro grosso applauso per i ragazzi del mio gruppo che hanno veramente lavorato in modo, ve lo posso assicurare, hanno passato notti insonni. Qualche moglie si è anche lamentata, ma io 2 anni fa l'avevo detto, attenzione quando si organizza un raduno,
le mogli e le fidanzate ci devono un attimino lasciare un po' di spago. Termino qua perché è inutile perdere tempo nelle chiacchiere, abbiamo i cori da ascoltare, quello è importante. Quindi nuovamente grazie ancora di essere qui presenti. Grazie al nostro capogruppo. Da qualche anno, lo sapete, ahimè, le file degli alpini si stanno assottigliando, più per una questione di anagrafe che per una questione di volontà. E così accadono cose che 20 anni fa non ci saremmo neanche mai sognati, cioè far parlare un paracadutista al raduno sezionale degli alpini, no, dico, roba da no credere. Comunque sia, caro sindaco, con grande piacere, invito ora a prendere la parola questa persona schierata a destra di questo allineamento, il quale, dopo essere stato un parà, e non tutti siamo fortunati di essere stati alpini, si dibatte ora nel duplice arduo compito di essere al tempo stesso sindaco di Castelfranco e presidente della provincia di Treviso. Ecco a voi, signori, Stefano Marco. Grazie Alpino Simioni. E noi paracadutisti dicevamo sempre che gli alpini assieme ai paracadutisti sono i più belli, quindi so di trovarmi in una bellissima compagnia. Al di là delle battute, grazie. Un saluto va al presidente Piovesan, al capogruppo Brugnera, ai capigruppo delle sezioni di Resana e di Riese Pio X e a tutti i presenti, a tutti gli alpini e a tutti coloro che hanno consentito di farcela finalmente, no? Perché è un paio d'anni che ci si lavora e abbiamo avuto la pandemia che ci ha rallentato ma non fermato. Come sempre gli alpini non si fermano mai, anche in questo caso hanno dato dimostrazione di essere alpini fino in fondo. Ringrazio i cori, cominciamo questa kermesse con i cori che vengono dal comune di Maserata e dal comune del sindaco Galeano che l'abbiamo qui e che ha accompagnato il sindaco di Preganziolo, il suo coro, e quindi grazie anche all'amministrazione, alle amministrazioni sempre vicine agli alpini, che si sono dimostrati efficaci più del solito in questi anno e mezzo, no? A fianco di coloro che ne avevano bisogno, e se non ci fossero stati sarebbe stato un problema sicuramente grande. Pronti per la ripartenza? Lo faremo in sicurezza qui a Castelfranco Veneto. Siamo convinti che troverete un'ospitalità che vi manderà a casa contenti. Tutte le sezioni della provincia di Treviso domani saranno qui. Una bellissima giornata all'insegna della vicinanza, della solidarietà, di tanti valori che contraddistinguono gli alpini, ma soprattutto all'insegna di una giornata di festa che è quel che ci serve per guardare al futuro con ottimismo, che ci aiuta insomma a vivere meglio quotidianamente. Grazie ancora per questa organizzazione sicuramente magnifica ed efficace, e pensiamo in grande magari per un prossimo futuro. L'amministrazione c'è, sempre a vostro fianco. Grazie e buona giornata. Grazie sindaco. Le due autorità alpine che sono qua al mio fianco prendono buona nota, prima che finisse il mandato qua, bisogna che approfittiamo. Grazie signori, ho il piacere di congedarvi da questo palcoscenico, perché era arrivato il momento di ascoltare altre voci, la prima delle quali è una voce collettiva, una voce corale, che ci verrà proposta dal coro Ana i Gravaioli di Maserata sul Piave, che invito a salire sul palcoscenico. Prego. Ci vorrà qualche momento di assestamento, perché sapete, regole, distanziamenti, misure, microfoni. Allora, nel frattempo vi racconto io che il coro è stato fondato nel 1976 da un gruppo di appassionati di canto appartenenti all'Associazione Nazionale Alpini di Maserata. Il nome è ispirato, si chiamano i Gravaioli, a quella particolare area geografica che tutti noi conosciamo come Grave del Piave. Questo coro ha il suo attivo diversi incontri corali internazionali di prestigio, tra cui le memorabili trasferte di Parigi del 1999 e quella in Austria nel 2017 rappresentano i meritati apici di un così lungo e meritevole percorso corale. Nel settembre del 2006, in occasione dei 30 anni di attività, il coro ha pubblicato il disco Canta il Gravaiol, che magari speriamo sia anche disponibile questa sera se qualcuno vuole comprarlo. Attualmente il coro è diretto dal maestro Alessandro Facchin, coro Ana i Gravaioli di Maserata sul Piave. Mi sentite adesso? Sì, perfetto. Buonasera a tutti. Il coro Ana i Gravaioli questa sera inizia la kermesse qui con il canto Val Alpin. La vita dell'alpino in montagna è condensata in poche strofe come un flash d'immagine.
Ecco allora che l'alpino s'arrampica fino alle più alte vette, sfreccia con gli sci sulla neve, si riposa e sogna la casa e la mamma. Ma la montagna comporta anche dei rischi, il pericolo delle rocce friabili e i burroni, i ghiacciai da attraversare e le valanghe da evitare. Solo il pensiero di qualcuno che l'aspetta a casa è il conforto che l'aiuta a superare ogni difficoltà. A voi Val Alpin. Allora, il secondo brano è Addio mia bella addio. Fu scritta da alcuni volontari del battaglione toscano studentesco che partirono per respingere l'invasore austriaco a Curtatone e Montanara il 28 e il 29 maggio del 1848. Per molti è il primo esempio di coscienza della propria identità da parte del popolo italiano, qui rappresentato da studenti e professori che partono insieme per il fronte, lasciando i libri e imbracciando i fucili. Di questi, che erano poco più di 300, ne tornò una manciata. Il giovane protagonista si dichiara pronto a partire per combattere gli austriaci e conquistare la libertà. Il figlio, se non tornerà dalla guerra, sarà di conforto per la moglie. Il ritmo è incalzante perché vuole indicare la determinazione e il coraggio del giovane volontario. Addio, mia bella addio.
Addio mia bella, addio, che l'armata se ne va, e se non partissi anch'io sarebbe una viltà, e se non partissi anch'io sarebbe una viltà. Ma non ti lascio sola, io ti lascio un figlio ancora, sarà quel che ti consola, il figlio dell'amor. Sarà quel che ti consola, il figlio dell'amor. Il sacco è preparato, il fucile l'ho con me, e allo spuntar del sole io partirò da te, e allo spuntar del sole io partirò da te. Non piange mio tesoro, forse un giorno tornerò, ma se poi in battaglia moro, vince ti rivedrò. Ma se poi in battaglia moro, vince ti rivedrò. Ma se poi in battaglia moro, vince ti Il prossimo canto è La Cesetta di Transacqua. Questo canto è dedicato alla chiesetta di Transacqua, situata in una frazione di Fiera di Primiero, in Trentino, sotto le pale di San Martino, e al Monte Cimone, che molto spesso le nubi nascondono alla vista dell'escursionista. Dietro alla chiesa, dove il prete sta celebrando messa, c'è lei, con i suoi capelli lisci e gli occhi chiari come l'acqua. L'ultima frase del testo così recita: «Cosa importa se ho le scarpe rotte? Mi basta guardarti per sentire il cuore gonfio di gioia». La chiesetta sul monte è segno di una presenza che riempie tutto il significato e a cui tutto rimanda. La consapevolezza di questa presenza rende la vita lieta in ogni situazione. La Cesetta di Transacqua. La Cesetta de Transacqua, col Simon della palla sola in compio, e gaioci chiari come l'acqua, e i cabelli erissi e senza stropio. Vivo vis la Cesetta de Transacqua, ma il Simon della palla non vederà sopra i coppi illustri de Transacqua, era solo una nuvolona nera. Nella chiesa canta messa il prete, sul Simon della palla fischia il vento. Cosa importa se ho le scarpe rotte, se nel fondo dei corni son contento.
importa se con le scarpe rotte, scarpe rotte. Se nel fondo del cor mi son contento, Il titolo della prossima canzone è Gran Dio del cielo, canto particolarmente melodioso. Il testo poetico di questo canto è certamente nato durante la Prima Guerra Mondiale. Lo cantavano anche i montanari in quel di Asiago mentre andavano verso la frontiera. Il soldato immagina di essere una rondinella e di volare tra le braccia della sua bella, ma la dura realtà della guerra lo richiama al suo dovere quale difensore della patria. Gran Dio del cielo. se fossi una rondinella, gran Dio del cielo, se fossi una rondinella, vorrei volare, vorrei volare, vorrei volare
Con il prossimo canto, Da Udin siamo partiti, il coro Gravaioli si congeda da voi, vi ringrazia per l'ospitalità e alla prossima occasione di ritrovarci ancora insieme. Da Udin siamo partiti, questa bellissima canzone inventata dagli alpini nell'ultima guerra deriva dalla più nota Motorizzati a piè. Il motivo iniziale di quest'ultima ha infatti fatto risalire una vecchissima canzonetta della guerra d'Abissinia, riproposta poi con l'aggiunta di alcune strofe nell'ultimo conflitto mondiale, precisamente sul fronte greco-albanese. Tra i canti dei soldati della seconda guerra mondiale, questo, insieme col Sul ponte di Perati, spicca nettamente per la sincerità di ispirazione e l'efficacia espressiva che possiede. Da Udin siamo partiti. Da Udin siamo partiti, a Bari siamo passati, Durazzo siamo scesi, in Grecia destinati. Ci tocca di partire, partire con la tristezza in cuore, lasciando l'amorosa, con gli altri a far l'amore. Ci tocca di partire, partire con la tristezza in cuore, lasciando l'amorosa, con gli altri a far l'amore. La Grecia terminata, a Udin siamo tornati, e tosto per la Russia noi siamo destinati. E partiremo ancora, con la tristezza in cuore, lasciando l'amorosa, con gli altri a fare. Motorizzati a piedi la piuma sul cappello, lo zaino a far del lato, l'alpine sempre. Bravissimi il coro Ana, i Gravaioli di Macerata sul Piave, diretti dal maestro Alessandro Facchin, che ci salutano. Grazie per lasciare il posto a questo incalzante programma del nostro ritrovo quotidiano. Allora, devo raccontarvi una cosa. Il nostro gruppo alpini di Castelfranco Veneto, insieme con gli altri due gruppi di Resana e di Riese Pio X, scusatemi che mi tolgo la bardatura, nel 2019, quando ancora non sapevamo in che razza di purgatorio o di inferno saremmo poi piombati, avevano ideato tutta una serie di eventi a corollario di questo nostro raduno, di questo nostro ritrovo. Uno di questi eventi è stato un concorso per la produzione di un tema sul titolo Gli alpini nella protezione civile, ieri, oggi e domani. Sono state coinvolte le scuole medie di Castelfranco, Resana e Riese Pio X, che sono i tre comuni a cui fanno capo i tre gruppi organizzatori dell'evento. Il montepremi consiste, perché qua lo consegneremo tra pochissimi istanti, in 3 buoni per l'acquisto di libri rispettivamente di 150, 100 e 50 euro per primo, secondo e terzo classificato. Sono pervenuti 20 temi che la giuria ha fatto in tempo a valutare, nel senso che sono rimasti ad essere là per essere esaminati almeno per 2 anni, credo, d'altronde altro non si poteva fare. La giuria che ora vi presenterò ha vagliato con attenzione e ha formulato la graduatoria di merito che conosceremo tra pochi istanti. Conosceremo anche i premiati, ma come è buona regola, come è buona creanza vorrei dire, quando si fa un concorso e c'è una giuria, è giusto che anche la giuria metta la propria faccia. Quindi chiedo l'aiuto a Marco Piovesà, presidente della sezione. Ti chiedo, Marco, di venire al mio fianco, così mi fai coraggio, se no dopo
mi perdo di coraggio, come si può ben vedere, e invito anche gli altri membri della commissione presenti. I membri sono stati, quelli che hanno effettuato il lavoro, Ivano Tesser, che a quel tempo era vicepresidente sezionale, se ci sono per piacere si accomodino sul palcoscenico con noi, Italo Scapinello, consigliere sezionale, il direttore di Famiglia Alpina Sara Zanotto, che purtroppo oggi non può essere con noi, il nostro capogruppo Sergio Bruniera e il consigliere sezionale Diego Peloso, che è qua in una duplice veste, un po' come me, perché è corista delle Valcanzoi e anche fa parte del direttivo degli Alpini. Invito inoltre un'altra persona speciale a salire sul palcoscenico con noi, la persona che ha consentito, grazie a una generosa donazione, che potessimo realizzare questo premio. Accogliamolo con un applauso, perché è grazie a questi sostenitori che non lo fanno solo con le parole. È quello che dicono di me, sapete questo, Tite si vuole solo che de parlare. Però non c'è bisogno solo di gente che parla, c'è bisogno di gente che fa, e gli Alpini per fortuna sono noti per questo, e anche di gente che dà. Per cui accogliamolo con un bel applauso. Invito a salire sul palcoscenico con noi il nostro sponsor dell'evento, Claudio Porcellato. Allora, ci sono erano due ragazzine, adesso sono due signorine, sono passati gli anni, certamente non sono più alla scuola media, due di Riese Pio X che si chiamano Serena Pelliccioli e Greta Carraro. Prego signorine, se ci siete salite con noi. E due ragazze, pensate, questo tema degli Alpini ha colto molto l'immaginario femminile, perché sono coloro che sono risultati premiati sono tutte ragazze, due ragazze della scuola media Giorgione, che sono Sara Signor e Matilde Facchinello. Prego. Stiamo facendo una premiazione e vi annuncio, signori, clamoroso colpo di scena. Mancano i premi. Ce la caveremo con una stretta di mano? Non si può dare neanche la stretta di mano, ma sono delle ragazze, un bacio con la mascherina, cioè una cosa un po' casta da padri a figlie. Sì, sembrava una battuta, ma è vero. In mancanza di questo presidio così straordinariamente interessante, abbiamo un bel lotto di fotografi. Vi prego, signori, portatevi pure qua davanti. Sarà una foto che immortalerà questa premiazione. Cominciamo, come buona costumanza, dal terzo classificato. Invito il nostro capogruppo, Sergio Bruniera, a portarsi al centro del palcoscenico e ad accogliere a braccia aperte per complimentarsi di persona. Eccoli qua. Facciamo un applauso, eccoli qua ragazzi. Uomo di poca fede, ma così poca veramente non credevo. Salite per piacere. Signori Valletti, salite. Fantastico. Allora, adesso il nostro capogruppo Sergio Bruniera impugnerà con grazia i doni che verranno conferiti alla terza classificata. Quindi, mazzo di fiori, libro degli Alpini, e soprattutto spero che sia l'assegno dentro. C'è? Benissimo, mi dicono che c'è. Rullo di tamburi. Terza classificata, scuola media Giorgione, Matilde Facchinello. Matilde, resta pure qua con noi, che dopo facciamo una foto collettiva. Brava, perfetto. Vieni ad ingentilire questo gruppo di uomini di nero vestiti. Secondo classificato è una coppia di ragazze. Alla fine abbiamo scoperto che questo lavoro è frutto di un'opera a quattro mani. Vengono dalla scuola media di Riese Pio X e sono Serena Pelliccioli e Greta Carraro. Premia il presidente di sezione Marco Piovesan. Giratevi per una foto. Un mazzo di fiori a testa, avete visto, non abbiamo badato a spese oggi. Però l'assegno è unico e lo stanziamento era questo. Grazie ragazze bravissime, Serena e Greta. Restate con noi che alla fine faremo una foto collettiva.
E infine, ormai il segreto di Pulcinella tutti lo conosciamo. Invito Claudio Porcellato a portarsi al centro del palcoscenico, il nostro grande sostenitore e sponsor, per consegnare il primo premio nelle mani della ex allieva a questo punto della scuola media Giorgione, Sara Signor. Io ho anche il gradito compito di dare lettura del tema, che è veramente straordinario. Preparatevi, però prima vorrei che chi deve fare il proprio lavoro di fotografo organizzasse la cosa in modo da poi congedarci e passare al prossimo coro. Grazie. Io credo che siano tutte figlie di alpini, queste ragazze qua, perché avreste dovuto leggere, cioè solo qualcuno che è veramente, sentirete il tema che leggerò tra un istante, solo qualcuno che è veramente dentro al nostro movimento può esprimere parole così accorate, così forti, così belle come quelle che sentiremo dalla nostra vincitrice Sara Signor. Abbiamo finito con le foto? Tema: onorare i morti aiutando i vivi. Vorrei che tutto il mondo fosse come gli alpini. Basterebbe solo che ognuno di noi avesse poco dello spirito di uno di loro per migliorare il pianeta. Poco tempo fa non sapevo cosa facessero gli alpini. Sapevo che erano dei volontari e che durante le guerre combattevano per la patria. Ma quando ho approfondito l'argomento a scuola tramite delle ricerche, ho capito che questi uomini dal cappello con la penna nera sono molto di più di quello che si crede. Prestano soccorso in caso di terremoti o alluvioni, operano in missioni di pace e attuano servizi per lo Stato. Essere un alpino significa aiutare gli altri, non per apparire, ma per essere sempre presenti. Vuol dire soccorrere senza guardare religioni o paesi di provenienza e, a volte, essere anche disposti a morire per qualcun altro. Però la cosa che secondo me è forse la più importante è che tutte queste azioni gli alpini le fanno da volontari, senza richiedere ricompense. Per me sono degli eroi, perché, come gli eroi, salvano il mondo per il bene comune. Uno dei loro motti è onorare i morti aiutando i vivi. L'unico modo per ricordare il sacrificio dei morti per la patria, infatti, o semplicemente tutte le persone che hanno perso la vita a favore della comunità, è aiutare i vivi, permettendo almeno a loro di continuare a vivere. I nostri soldati hanno patito freddo, miseria, fame, malattie, ma lo hanno fatto sperando che un giorno le future generazioni avrebbero vissuto in libertà, in un mondo migliore di allora. Spetta a noi, quindi, non rendere vano tutto quello che hanno fatto per farci vivere così bene. Aiutare sta alla base del pensiero degli alpini, che mi hanno insegnato il valore del dono, facendomi capire che la gioia più grande è essere disponibili verso le altre persone e per il loro esempio vorrei ringraziarli. Vederli sfilare trasmette gioia e le loro allegre bevute in compagnia ci ricordano il gusto di stare insieme e di sentirsi una squadra vincente. Gli alpini, quindi, siamo tutti noi, quando smettiamo di metterci al primo posto e capiamo che la vita è fatta per essere condivisa, senza nulla in cambio. Sara Signor. Grazie Sara, bravissima. E su questo applauso che non vuole finire ringraziamo tutti i partecipanti, ringraziamo tutta la giuria che ha dedicato il proprio tempo. Li invito a congedarsi da noi perché è arrivato il momento di ascoltare il prossimo coro. È veramente commovente. Il prossimo coro che è già schierato lo vediamo preparato ai blocchi di partenza. Si tratta del coro Anna di Preganziol diretto dal maestro Fabio Bettiol. Prego signori.
E come è accaduto prima, mentre c'è la sistemazione tecnica del coro, dico due parole di introduzione su di esso. È nato nel 1976, stesso anno dei Gravaioli, solo che la fatidica scintilla della creazione è sprizzata dalla multiforme mente di quello straordinario uomo e musicista che ho avuto il piacere e l'onore di conoscere e di frequentare, che rispondeva al nome di Angelo Smeazzetto, che Dio l'abbia in gloria. Spinto dall'entusiasmo e dalla qualità canora che il fondatore seppe infondere nei coristi fin dai primordi, il coro si dedica oggi alla proposta e alle partecipazioni a rassegne corali, a raduni, cerimonie ed eventi legati al mondo degli alpini. Ha al suo attivo la realizzazione di 2 lavori discografici e anche qua, come per il coro precedente, speriamo che possano essere a disposizione del pubblico questa sera. Il repertorio del coro si è allargato nel corso degli anni, spaziando dai canti alpini, che caratterizzano il repertorio originale, visto che è un coro ANA, anche a canti di naia, di montagna, e a quanto meglio riesce oggi a proporre questa versatile forma di coralità. Attualmente il coro è diretto dal maestro Fabio Bettiol, che vedo già in postazione da combattimento, e con grande piacere lascio loro la parola. Coro ANA di Preganziol. Di nuovo buonasera a tutti, grazie per la vostra presenza e accoglienza e iniziamo con un canto risalente alla Grande Guerra, conosciuto come Barcarolle di Trento, del Brenta o del Piave, adattato dagli alpini ad una melodia di lontana origine e sconosciuto autore, il cui testo, forse ispirato dalla vista del materno, vitale, libero fluire delle acque della Brenta o della Piave, esprime il condiviso, tacito desiderio di spensierata evasione, di distacco dalla quotidiana realtà della guerra, ma anche la disponibilità a rivedersi ancora, uniti dal comune spirito di corpo nel tempo della pace ritrovata. Dall'armonizzazione di Gianni Malatesta o Barcarolle del Brenta. O Barcarolle del Brenta, prestame la barchetta per andare in gondoletta. Sulla riva del mare, per andare in gondoletta. Sulla riva del mare. Mi sì che te l'hai presto, basta che la ritorna se la barca la si fonda. Non te l'hai presto più, se la barca la si fonda. Non te l'hai presto più. La barca è ritornata, cinta di rose e fiori e con dentro i suonatori del settimo alpino, e con dentro i suonatori del settimo alpino, del settimo alpini, del battaglion Cadore, ciao addio mie belle more, non ci vedremo mai più, ciao addio mie belle more, non ci vedremo mai più. Ci rivedremo ancora, forse da lì chiamati con gli zaini a fardellarti. La sera fa l'amore, con gli zaini a fardellarti. La sera fa
Il vecchio ponte di Bassano de Grappa, la cui documentata origine risale al 1209, è considerato uno dei ponti più caratteristici d'Italia. Distrutto più volte dalla furia del fiume e dall'uomo, dal 1569 è stato costruito e riedificato secondo le tecniche ed il progetto del celebre architetto Andrea Palladio, che risolse in maniera geniale e altamente scenografica il passaggio sul fiume Brenta. Dedicato dal 1948 agli alpini, che nell'ottobre di quell'anno vi tennero la loro 22esima adunata nazionale, il ponte è il simbolo per eccellenza della città e grazie a questi versi di autore sconosciuto, risalenti all'epoca della Grande Guerra, anche dell'amore, dall'armonizzazione di Gianni Malatesta sul ponte di Bassano. Sul ponte di Bassano noi ci daremo la mano. Sul ponte di Bassano noi ci daremo la mano. Noi ci daremo la mano ed un bacino d'amore, ed un bacino d'amore, ed un bacino d'amore, ed un bacino d'amore, successe tanti guai. Ed un bacino d'amore, successe tanti guai. Non lo credevo mai, doverti abbandonare, doverti abbandonare, doverti abbandonare, doverti abbandonare, volerti tanto bene, volerti abbandonare, volerti tanto bene. È un giro di catene che mi incatena il cuore, 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 che mi incatena i fianchi, che mi incatena il cuore, che mi incatena i fianchi. Io lascio tutti quanti, non me marito più, non me marito più, non me marito più. Questo celebre e poetico canto in lingua friulana, scritto e composto durante la Grande Guerra dal maestro pontebano Arturo Zardini, profugo a Firenze, esprime l'invitante e tenero messaggio di conforto alla dolorosa solitudine della donna amata, del soldato, la cui infranta giovinezza dorme quieta, segnata da una croce, lassù tra le rocce, sotto un prato di stelle alpine, là dove la natura e la vita, ad ogni primavera, si risvegliano e splendono, insensibili alla follia degli uomini e della guerra. Stellutis Alpinis. Se tu pesca sopra cretis, la che non mi han soterrat, aleus splendis elutis, dal mio sang l'estat bagnat, a segnal
Il Pasubio, massiccio calcareo delle prealpi venete, durante la Grande Guerra fu teatro di aspri combattimenti. La sua parte sommitale, connotata dai due speroni rocciosi, denominato dente italiano e dente austriaco, fu fortificata dai due contendenti mediante scavo di gallerie, ricoveri, postazioni e feritoie, che diedero avvio nell'inverno 1917-18 ad una guerra parallela e sotterranea, detta guerra di mine. Il massiccio fu dotato di nuovi accessi, il più famoso, la strada delle 52 gallerie, costruita nel 1917 in soli 10 mesi, capolavoro della nostra ingegneria militare. E in questo canto, ispirato alla Grande Guerra, forse per quella strada salgono gli alpini che vanno in lenta colonna a morire. Dalle parole di Carlo Geminiani e dalla musica di Beppi De Marzi, Monte Pasubio. Sulla strada del Monte Pasubio, bom, borom, bom, 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 borom, bom. Lenta sale una lunga colonna, bom, borom, bom, 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 borom, bom. Prima dell'ultimo canto, a conclusione del nostro concerto, il nostro grazie a tutti voi, ai cori compartecipi, ai gruppi alpini organizzatori e arrivederci a Treviso il 30-31 ottobre per festeggiare i 100 anni della nostra sezione. Sul Ponte di Perati, dolente canto degli alpini della Giulia nell'armonizzazione del maestro Angelo Smerzetto,
nostro indimenticabile maestro, ci riporta al fango e alle nevi delle montagne greco-albanesi e al sacrificio della Giulia, mandata allo sbaraglio nella sciagurata campagna di Grecia. E racconta un episodio del ripiegamento sotto l'incalzare della controffensiva greca nel novembre 1940, la difesa del ponte di Perati. Il ponte, strategico posto di confine greco-albanese, attraversava il fiume Sarandaporos, affluente della vicina Voiussa, che, superato, avrebbe aperto ai reparti greci la strada verso l'Albania. E dopo sanguinosi combattimenti, ritenuto indifendibile, fu fatto brillare dai genieri della divisione. Fu allora che i soldati, a ricordo dei molti caduti e dei triboli sofferti, al canto della Grande Guerra sul ponte di Bassano, bandiera nera, vi adattarono sul ponte di Perati. Il canto venne censurato dal regime, che i soldati, a proposito della guerra, cantavano anche: quelli che l'hanno voluta non sono partiti, quelli che sono partiti non sono tornati. Ponte di Perati. Sul ponte di Perati, bandiera nera, nel lutto degli albini che fan la guerra, nel lutto degli albini che fan la guerra, nel lutto degli albini che fan la guerra, la meglio gioventù che va sotto terra, la meglio gioventù che va sotto terra, quelli che sono partiti non sono tornati, sui monti della Grecia sono restati, sui monti della Grecia sono restati, sui monti della Grecia c'è la Voiussa, col sangue degli albini s'è fatta rossa, col sangue degli albini s'è fatta rossa, albini della gloria, in alto il cuore, sul ponte di Perati c'è il tricolore, sul ponte di Perati c'è il tricolore. Grazie al coro Anna di Preganziol, che ci ha ricordato che gli alpini non hanno paura, ed è una affermazione che posso con orgoglio condividere ed è dimostrata ogni giorno, basti vedere anche in occasione dell'ultima terribile prova che tutta la nostra società ha dovuto subire. Gli alpini sono sempre stati in prima linea, chi è andato a farsi le vaccinazioni a Riese si ricorda, per esempio, ma anche in moltissimi altri luoghi. Quindi grazie alpini, grazie per essere con noi, grazie per non avere paura anche in situazioni in cui molti di noi invece
la paura ce l'avevano. Voglio approfittare di questo momento un po' di scambio di cori per attirare la vostra attenzione su questo appostamento alla nostra sinistra. Quell'uomo che vedete, che raffigura un po' lo spirito dell'alpino indomito, si chiama Rino Guidolin ed è un famoso scultore di Castelfranco Veneto. Ed è qua con noi. Prego. Intanto invito il coro Valcanzoi, che notoriamente ha un incedere molto maestoso, quindi circa un quarto d'ora per mettersi a posto. Finisco il discorso di Rino Guidolin, grazie signori del coro Valcanzoi, diretto da Alberto Pelosin, che dopo non mi tocchi proprio svilire il nostro coro. Finisco con il nostro grande scultore. Queste sono due delle sue produzioni. È stato protagonista di una grande mostra in teatro accademico l'anno scorso. Però quello che voglio dirvi è che lui è venuto qua oggi con la mantellina portata a casa dal Montenegro da suo padre, che è riuscito a tornare a casa vivo dalla fatidica spedizione nei Balcani. Quindi incarna non solo con la sua persona ma anche col suo abbigliamento lo spirito degli alpini che hanno fatto la storia del nostro glorioso corpo, e si merita doppiamente un applauso. Eccoli qua, i nostri valorosi del coro Valcanzoi. Non vi parlerò questa sera della storia del coro Valcanzoi, dai. Il coro Valcanzoi è il nostro coro, ragazzi, è il coro di tutti i cittadini di Castelfranco. Non servono tante parole. Al massimo vi posso dire che ci presentiamo per la prima volta questa sera nella piazza di Castelfranco col nostro nuovo maestro. Pensate, è da gennaio del 2019 che prova a dirigerci. Quindi è stata, come si direbbe, una direzione a macchia di leopardo, visto che, ahimè, il periodo non è stato dei più favorevoli. È vero, qualcuno dei puristi qua adesso storcerà il naso e dirà sì, ma questi non sono un coro ANA. È vero che non siamo un coro ANA. Guardate, si vedono pochi cappelli e poche penne. Abbiamo perfino un marinaio tra di noi, adesso non faccio per dire, ma noi siamo sempre vicini agli alpini, lo siamo sempre stati, fin dalla fondazione, con lo spirito, ma per Bacco anche con il corpo, col piacere di condividere con gli alpini quella grande dote di umanità che li caratterizza da sempre. Nel nostro piccolo, però, abbiamo anche realizzato dal punto di vista corale quelle che nel nostro ricordo sono note come due grandi imprese alpine. E adesso ve le racconto brevemente. Nel 2008, in occasione della dunata di Bassano del Grappa, nazionale, abbiamo realizzato un volume e un CD intitolato Una lunga penna nera, raccontando la storia degli alpini attraverso alcuni dei canti che ne costituiscono l'inestimabile patrimonio. Operazione editoriale veramente di grande successo e anche inedita per quel tempo. Più di recente, poi nel 2017, abbiamo partecipato al concorso corale di Vittorio Veneto, senza vincerlo, dico la verità, con un bel progetto però intitolato Alpini, Trevigiani, Eroi, dove abbiamo presentato vecchi e nuovi canti degli alpini abbinandoli a figure di alpini trevigiani che si sono fatti onore in questi 150 anni di storia. Ed è un po' quello che vogliamo provare a fare anche questa sera, cioè onorare la memoria dei 5 alpini trevigiani insigniti di medaglia d'oro al valor militare che fanno parte della sezione di Treviso, onorandoli con 5 canti ad essi dedicati. Il primo di questi è il tenente generale Tommaso Salsa, nato a Treviso nel 1857 e ricordato come l'eroe di Ettangi. Il Corpo Alpini, come abbiamo sentito prima, è stato fondato quasi 150 anni fa per difendere le valli alpine dagli invasori, ma ironia del destino, i nostri bravi alpini hanno avuto il battesimo del fuoco ad Adua, in Abissinia, nelle torride ambe africane, e soprattutto nei primi anni sono stati mandati a combattere nei posti più disparati. E anche il nostro eroe del momento, Tommaso Salsa, si fece onore in paesi lontani, che con le nostre Alpi non avevano nulla a che vedere. Combatté in Eritrea, in Abissinia, perfino in Cina, nella rivolta dei Boxer, ma è in Libia che lo troviamo vero protagonista, vincitore di battaglie dal sapore epico, come quella di Ettangi, nel giugno del 13, dove portò alla vittoria le truppe alpine, tanto da meritarsi l'onore della medaglia d'oro al valore. E allora, una volta avremmo detto, tanto di cappello a questo grande uomo,
e ora noi lo vogliamo onorare proprio nel nome del cappello, questo eroe trevigiano, dedicandogli il canto che è stato composto in onore del più amato e invidiato di tutti i simboli degli alpini, il nostro caro cappello. Sul cappello che noi portiamo c'è una lunga penna nera che a noi serve da bandiera. Su bei monti a guerreggiar, oi là là. Su bei monti che noi saremo, coglieremo stelle alpine per portarle alle bambine, farle piangere, sospirar, oi là là. Su bei monti che noi saremo, pianteremo l'accampamento, brinderemo al reggimento, viva il corpo degli alpini, oi là là, e viva il reggimento, e viva il corpo degli alpini, e viva il reggimento, e viva il corpo degli alpini. Il secondo dei grandi alpini trevigiani dedicati con medaglia d'oro al valor militare che vogliamo ricordare questa sera è l'alpino Angelo Ziliotto di Paderno del Grappa, ricordato come l'eroe del Don. Le sue gesta memorabili risalgono alla campagna di Russia, dove si rese protagonista di eroiche imprese militari, ma soprattutto si fece notare in quei momenti terribili per i suoi gesti di grande umanità. Non ultimo, quello di aver salvato da morte certa il generale Gabriele Nasci, altro trevisano illustre, era nativo di Cordignano, dando così esempio di quello spirito alpino che ancora oggi è uno dei nostri elementi di riconoscimento e nel quale vogliamo continuare a riconoscerci. E lo ricordiamo, Angelo Ziliotto, salendo idealmente con lui su un lungo treno che porta al confine, un luogo lontano e maledetto, dove per aiutarci a sopravvivere c'è solo la neve da trasformare in poca acqua e il ricordo degli affetti più importanti, che un giorno forse riabbracceremo, come è proprio successo ad Angelo Ziliotto, Monte Canino. Non ti ricordi quel mese d'aprile, quel lungo treno che andava al confine, che trasportavano migliaia degli alpini, su correte, è l'ora di partire, che trasportavano migliaia degli alpini, su correte, è l'ora di partire. Dopo 3 giorni di strada ferrata ed altri 2 di lungo cammino, siamo arrivati sul monte
Il terzo memorabile alpino che vogliamo ora ricordare è Egidio Fantina di Paderno del Grappa, classe 1915. Fantina era un sottotenente, e questo lo dico a beneficio dei giovani imberbi tenentini qua presenti, qual era la vera stoffa e la vera razza dei sottotenenti di una volta. Ed era animato da uno spirito patriottico fuori dal comune, tanto da fare fuoco e fiamme per essere inviato a combattere in guerra anche se non era destinato alla partenza. Per capire di che pasta fosse il carattere di quest'uomo, basti dire che era stato chiamato dai comandi a costituire e comandare il reparto arditi del battaglione Valfella, dopo le ottime prove di comando e di ardimento date in precedenza. E gli arditi, per chi li conosce, sa che tipo di uomini fossero. Egidio troverà sul Golico, fronte greco, il luogo delle sue ultime gesta, nel corso dell'ultima azione che lo porterà a raggiungere il paradiso di Cantore con la medaglia d'oro appuntata sul suo orgoglioso petto. Lo ricordiamo con il canto che ci riporta magistralmente a quella dannata epopea balcanica, un canto che parla di pioggia, di freddo, di frane che trascinano giù uomini e cose, lasciando il soldato in guerra solo, al freddo, aggrappato ai suoi ricordi più cari per sentirsi vivo. Era una notte che pioveva. Era una notte che pioveva e che tirava un forte vento. Immaginatevi che grande tormento per un alpino che sta a vegliare. Immaginatevi che grande tormento per un alpino che sta a vegliare. A mezzanotte arriva il cambio, accompagnato dal capoposto. O sentinella, torna al tuo posto, sotto la tenda a riposar. O sentinella, torna al tuo posto, sotto la tenda a riposar. Quando fui stato nella mia tenda, senti un rumore giù per la valle, sentivo l'acqua giù per le spalle, sentivo i sassi a rotolar, sentivo l'acqua giù per le spalle, sentivo i sassi a rotolar. Mentre dormivo nella mia tenda, sognavo d'essere con la mia bella. Invece ero di sentinella, fare la guardia al lobo straniero.
Ed ecco a noi il ricordo dell'uomo che ha vissuto sulla propria pelle. Sento un po' di ritorno, un po' di rimbombo, scusami. Che ha vissuto sulla propria pelle la più lunga guerra del XX secolo, una guerra che per lui è durata 13 lunghi anni. Si tratta del tenente Enrico Reginato, trevigiano doc, che partito per la Russia nel 1941 ha fatto ritorno in Italia solo nel 1954, dopo un anno di guerra e ben 12 anni di prigionia nei gulag di Stalin. Era un ufficiale medico di grande tempra e di grande umanità. Sopravvivere 12 anni dopo che tutti erano tornati a casa nei campi di concentramento ci voleva veramente un carattere d'acciaio. Dopo il suo ritorno in patria nel 1954 fu insignito, oltre che dalla medaglia d'oro al valor militare del governo italiano, anche di molte onorificenze di governi stranieri, come per esempio quello rumeno e quello tedesco, per le straordinarie gesta compiute nei campi di prigionia nel tentativo di salvare vite umane senza guardare in faccia a ideologie e a nazionalità. Un vero esempio di spirito alpino, una grande figura di uomo, di medico e di soldato. Lo ricordiamo con un canto di deprecazione della guerra, come ce ne sono molti nei nostri repertori, che parte proprio da là, da quei monti verso i quali i nostri uomini erano stati mandati a combattere senza poi mai riuscire a vederli, inchiodati nella pianura del Don, dalla quale molti purtroppo non sarebbero mai tornati. Il brano si intitola Sui monti Scarpazzi. Quando fui sui monti Scarpazzi, miserere sentivo cantar. T'ho cercato fra il vento e i crepazzi, ma una croce soltanto trovar. T'ho cercato fra il vento e i crepazzi, ma una croce soltanto trovar. Oh mio sposo, eri andato soldato per difendere l'imperatore, ma la morte quassù hai trovato e mai più non potrai ritornare. Ma la morte quassù hai trovato e mai più non potrai ritornare. Maledetta la sia questa guerra che m'ha dato sì tanto dolore. Il tuo sangue hai donato alla terra, hai distrutto la tua gioventù. Il tuo sangue hai donato alla terra, hai distrutto la tua gioventù. Io vorrei scavarmi una fossa, seppellirmi vorrei da me, per poter collocare le mie ossa solo un palmo distante da te. Quando fui sui monti Scarpazzi, miserere sentivo cantar.
l'ultimo brano di questa nostra carrellata, con il quale vi salutiamo e ringraziamo la grande famiglia alpina per ritenerci un po', se non dei figlioletti, almeno dei cari nipoti da accogliere quando organizzate le vostre cose. Voi sapete che noi saremo sempre ben felici di partecipare e orgogliosi di essere al vostro fianco. L'ultimo dei nostri eroi è la quinta medaglia d'oro della sezione di Treviso, Manlio Feruglio di Preganziol, classe 1892, morto qua sul Grappa, in Val Calcino, nel tremendo sforzo compiuto dall'esercito italiano per fermare l'avanzata austro-ungarica dopo la rotta di Caporetto. È anche lui una emblematica figura di soldato, ma qua mi piace ricordarlo per la sua figura di capitano. Il capitano, chi ha frequentato, in molti che sono qua con la penna, sanno che è il più alto in grado degli ufficiali inferiori. È quello poverino che deve condividere con la truppa tutti i gesti, anche i più umili e i più difficili, dalle marce agli assalti alla baionetta. Potremmo definirlo, parlando di gerarchie militari, il primo dei non privilegiati, perché già al maggiore, penna bianca, era riservato tutto un altro trattamento. Ed è forse per questo, per questa umanità incarnata dalla figura del capitano, che l'ignoto compositore ha voluto affidare a un capitano una specie di testamento spirituale dell'alpino, che enuncia i valori a cui è improntata la vita dei soldati alpini, valori che non sono Dio, patria e famiglia come qualcuno avrebbe voluto, ma sono quelli più semplici, più intimi, più veri, che sentiremo nel prossimo canto, che si intitola appunto Il testamento del capitano. E vogliamo salutarti così, Manlio Feruglio, e con te la schiera di eroi che abbiamo ricordato questa sera. Vi sia lieve la terra, eroi alpini, finché esisterà la nostra associazione, non sarete dimenticati. Il capitan della compagnia ed è ferito, sta per morire, e manda dire ai suoi alpini perché lo vengano a ritrovare. I suoi alpini scarpe per camminar, o con le scarpe o senza scarpe, i miei alpini li voglio qua. Cosa comanda, signor capitano, che noi adesso siamo arrivati, e io comando che il mio corpo in 5 pezzi sia tagliato. Il primo pezzo alla mia patria, secondo pezzo al battaglione, il terzo pezzo alla mia mamma, che si ricordi del suo figlio. Il quarto pezzo alla mia bella, che si ricordi del suo primo amore. L'ultimo pezzo alle montagne, che lo fioriscano di rose e fior. L'ultimo pezzo
Il repertorio dei singoli cori è finito, però adesso c'è uno dei momenti più amati e adorati dai cori, le adunate oceaniche, cioè che non sono quelle che fanno gli alpini, ma che sono quelle che succedono in questi momenti quando i cori che si sono esibiti durante la serata decidono di fare dono agli spettatori di un bis finale cantato a schiere compatte. Quindi, cari amici del coro di Preganziol e del coro di Maserata, fatevi coraggio, salite in palcoscenico, tenete pure la giacca voi che potete, salite in palcoscenico con noi e avremo modo di esibirci tutti quanti insieme in vero spirito alpino, così anche noi, guarda quanti moscatei che sei qua, in vero spirito alpino, così anche noi che non siamo coro ANA ci sentiremo ancora maggiormente uniti in questa grande famiglia. La tradotta che parte da Torino a Milano non si ferma più, ma la va diretta al Piave, ma la va diretta al Piave. La tradotta che parte da Torino a Milano non si ferma più, ma la va diretta al Piave, cimitero della gioventù. Siamo partiti 29, solo in 7 siamo tornati qua, e gli altri 22, e gli altri 22. Siamo partiti 29, solo in 7 siamo tornati qua, e gli altri 22 sono rimasti tutti a San Donà. Cara suora, son ferito, a domani non arrivo più. Se non c'è qui la mia mamma, se non c'è qui la mia mamma. Cara suora, son ferito, a domani non arrivo più. Se non c'è qui la mia mamma, con quel fiore che lo porti tu. A Nervesa c'è una croce, mio fratello è sepolto là, io ci ho scritto sul minetto, io ci ho scritto sul minetto. A Nervesa c'è una croce, mio fratello è sepolto là, io ci ho scritto sul minetto, e la mamma lo ritroverà. Concludiamo con un canto entrato ormai nel cuore di tutti noi. Una volta tutti noi appassionati di montagna ritenevamo che fosse la Montanara il vero inno della montagna. Adesso, da quando Beppi De Marzi si è messo a scrivere questo brano meraviglioso, temo che il primato del più bello e più popolare canto di montagna aspetti proprio a quello che eseguiremo ora. È un ricordo dedicato a tutti gli alpini che sono andati avanti, ma lasciatemelo dire, per il gruppo di Castelfranco voglio personalmente dedicarlo a Maurizio Antonello, che tanto ha lavorato per questo 90°. Grazie.